Ristorante fino alle 10 di sera, poi all'improvviso, via i tavoli, si spengono le luci, la sala si trasforma in una pista da ballo. Peccato però che questo locale di via Palestro a Padova non avesse alcun tipo di autorizzazione, nessuna licenza e molte irregolarità in materia di sicurezza. Il blitz della polizia e dei vigili del fuoco, dopo numerose segnalazioni e il monitoraggio dei locali padovani, ha portato alla denuncia di un 60enne padovano titolare del Radio City Music Hall. I tavoli venivano buttati contro i muri e la gente si metteva a ballare all'interno dell'area, diciamo, di ballo temporaneamente creata. Ovviamente il pericolo di questa attività riguarda il fatto che non c'erano uscite di sicurezza adeguate, in particolare una era nascosta dietro una tenda, era ostruita da mobili e seggiole. Al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine all'interno del locale c'erano circa 150 persone, musica, DJ, una discoteca in piena regola, anche se di fatto il locale aveva l'autorizzazione solo per l'attività di ristorazione. I vigili del fuoco hanno contestato la mancanza di un numero sufficiente di uscite di sicurezza necessarie in caso di incendio per far uscire più velocemente gli avventori. Diversi punti inerenti alla sicurezza, quali le lampade di emergenza, le uscite di emergenza bloccate, ovvero gli estintori non revisionati, costituivano evidentemente una problematica in termini di rischio incendio e di sicurezza del locale. Al momento il titolare è stato denunciato e dovrà pagare una multa che si aggira intorno ai 4.000 euro. Se dovesse nuovamente riproporre serate danzanti nel suo locale, rischia la revoca della licenza.